Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal campo Monteponi di Iglesias, dove fra pochi istanti andrà in scena la 28ª giornata del campionato di eccellenza, con le due squadre in campo, l'Iglesias padrone di casa contro il Calangianus. Un sguardo al cronometro, tutti i suoi assistenti sono pronti e allora si parte. Calangianus che adesso deve andare a ripiegare con Ongania, poi c'è il tentativo di tiro dalla distanza proprio di Sariang, sbaglia però il tocco. Ferrari può partire in contropiede l'Iglesias, attenzione, sono 3 contro 1, adesso vanno a chiudere anche in dietro, porta palla ancora in avanti, poi prova il tiro e c'è il gol e l'1-0 per l'Iglesias. Sia Ilario che Suella fuori, tutti gli altri in area, la chiama, poi sbaglia l'uscita Bigotti, pallone che resta lì con il tentativo di tiro 2 volte, poi ancora Bigotti, Ilario e poi prova a lanciare tutto sulla sinistra, la velocità di Sariang, entra in area di rigore, pallone in mezzo con Suella, chiuso, tanto adescato e poi il pallone che va in rete e c'è il raddoppio dell'Iglesias che fa 2-0. Pallone sul primo palo, brutto, però arriva comunque verso Diaby, prova con il sinistro, palla presa d'esterno verso Maganuco con il pallone, rientra sul sinistro, il tiro a girare, la blocca, facile, alto sulla sinistra, Bringas in mezzo, pallone, c'era Marchengo, poi colpo di testa di Tusacciu, palla fuori per Quadio con il tiro, la rispinta in calcio d'angolo. Tallonato da Ongania, palla sul primo palo con la respinta e poi il tiro del nuovo entrato con la deviazione e la magia questa volta di Forzati. Del Soldato mette il pallone sul secondo palo, il colpo di testa di Bringas a liberare Puzzu, poi prova con il tiro, la palla bloccata in presa, prova Maganuco, mette un pallone tagliato all'indietro con il tiro da fuori di San Biagio, palla alta, questa volta era stata orchestrata una ottima occasione. Sariang, la buona giocata del centrale, allora è Sariang, entra in area di rigore, l'appoggio verso Ilario, la palla gli salta male, ma Ilario mette il tocco, poi Luca, il pallone, eccolo Luca, prova a mettere il pallone in mezzo e poi Tusacciu a toglierla, sembrava un gol fatto. Pallone messo in mezzo, la palla che resta lì con Puzzu che non ci arriva, esce Bigotti, finisce a terra Puzzu, tutto regolare, palla rilanciata proprio quando arriva il triplice fischio del direttore di gara che decreta qui la fine delle ostilità e decreta la vittoria dell'Iglesias che batte il Calangianus.